aveva la testa sulle spalle ed era un ragazzo meraviglioso ed è morto, e ne sono sicuro, da eroe. Lui è morto da eroe salvando la vita alle 2 ragazze che aveva in barca con lui. Olindo Nardin è entrato a Ca' Farsetti indossando una maglietta con la foto del figlio Riccardo, scomparso a 27 anni in un incidente in barca la notte del Redentore. Partendo da quel dramma, i consiglieri di opposizione Martini, Bettini e Trabucco hanno interrogato il Comune di Venezia. Abbiamo presentato un'interrogazione per capire quali sono gli strumenti che mette in atto il Comune per un deflusso regolare alla fine dei fuochi del Redentore. È evidente che è un problema molto grosso, molto grave, in seguito anche all'incidente successo lo scorso anno con la tragica morte di Riccardo Nalin. Il turismo di massa si vede anche nell'affollamento di barche in bacino San Marco durante il Redentore. La notte che Riccardo ha perso la vita ce n'erano 4.000 che, terminati i fuochi, si sono mosse in contemporanea. Olindo ha le idee chiare sulle cause della morte del figlio. Ci sono delle cause documentate, oggettive. Il primo è l'oscuro di luna, il secondo è la briccola numero 15 del canale Orfanello che non era illuminata all'epoca, e il terzo fatto, un'onda stimata tra 1,40 m e 1,90 m. Viste le foto si vede sul bottazzo di prua sul primo impatto, si vedono ancora le cappe. Accanto a Olindo, durante la seduta della seconda commissione consiliare, seguita in remoto da molti consiglieri, c'è Lucio Cons, in rappresentanza del gruppo Insieme contro il moto ondoso, che riunisce 41 associazioni con migliaia di iscritti di voga, vela e motore. Molti anni fa veniva fatto la safety boat, cioè all'uscita c'erano delle barche dei vigili che davano la cadenza, il ritmo di uscita lungo il canale grande del Rio Novo. Il canale della Giudecca non è stato più fatto, ma sarebbe una soluzione molto più semplice, che era già stata prospettata nel 2003, cioè dare il controllo delle barche che vengono in laguna attraverso il GPS. Da una parte e dall'altra, da destra a sinistra, bianchi, rossi, verdi e gialli. A me non me ne frega, qui devono lavorare insieme tutti questi signori per Venezia, per evitare che si ripetino altri sinistri, altre tragedie come quella di mio figlio.